Barbarigo, scuola paritaria, scuola media, liceo classico scientifico e musicale, istituto tecnico economico, istituto Barbarigo, scuola per crescere. Buongiorno a tutti, grazie a Don Cesare, grazie a Barbarigo per l'invito. Io devo dire, ha già detto moltissimo Roberto di quello che è, diciamo, il succo dell'argomento che mi accingerei a svolgere in questo momento, e mi ha dato alcuni spunti, per cui, se consentite, io ripartirei da alcuni spunti che ho ricevuto da lui. Uno di questi, per esempio, è quel luogo del primo libro delle Confessioni in cui Agostino lamenta questo insegnamento, queste materie che non gli piacciono, che sente come una sorta di imposizione, li sente anche, come dire, sganciati dalla realtà del vivere, dalla soddisfazione di quelli che sono i suoi desideri, i suoi bisogni, le sue aspettative di giovane, che non è uno scavezzacollo, è semplicemente un insoddisfatto, non trova soddisfazione in quello che gli viene insegnato, non trova insoddisfazione in particolare, non lo leggo, ma se volete lo possiamo leggere brevemente. Non trova soddisfazione proprio perché gli studi di retorica, se gli studenti del liceo pensano a Petronio, no? All'inizio del Satiricon, c'è la stessa critica, cioè i nostri giovani frequentano le scuole di retorica e quando escono putant sei in alium orbem terrarum delatos, pensano di essere finiti in un altro mondo perché sono abituati a ragionare su cose che non hanno nessuna interazione con le esigenze della loro vita. Ecco. E questa curiosità naturale, spontanea, che il quarantenne Agostino suggerisce di fatto a noi tutti, cioè coltivare quelle che sono le proprie curiosità, è rovesciabile sul fatto che, per esempio, Plutarco, in una famosa immagine che si condensa in una frase che non è esattamente quella, ma che la condensa bene, si rovescia sull'insegnamento, cioè i giovani non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere. Cosa voleva dire Plutarco? Che i giovani non sono un contenitore in cui immettere tante nozioni e verificare poi se queste tante nozioni sono da loro ripetute, a volte, come dire, ripetute così, e che producono poi negli anni l'analfabetismo di ritorno, perché poi uno non si occupa più di determinate materie, non si ricorda più nulla, eccetera. Ma fiaccole da accendere vorrebbe dire quello che lui dice in realtà con le parole: suscitare nei giovani l'entusiasmo, la curiosità intellettuale, il desiderio di scoprire. E fa questo paragone: è come se uno rimanesse in casa con il focolare spento e andasse a procurarsi e andasse a riscaldarsi presso il focolare del vicino, no? Invece di preoccuparsi di riaccendere il focolare di casa propria, o di prevenire e di prevedere che il focolare sia sempre acceso per le necessità naturalmente del preparare i cibi e eventualmente di riscaldarsi. E così, andando presso i vicini, prende un'infarinatura di rosso, dice, che finisce un momento dopo quando si esce e si lascia la casa. Quindi a che cosa serve studiare? Dice, è la domanda che si poneva Agostino, e la soluzione però da lui viene data e trovata attraverso le esperienze che viene facendo, e diciamo questa continua insoddisfazione a cui si lega naturalmente un continuo dubbio sul senso di quello che sta facendo, lo portano progressivamente alla scoperta e all'incontro con Dio, passando attraverso quell'episodio che già Roberto ricordava, cioè l'incontro importantissimo per la sua vita con Ambrogio, quindi nel quinto libro delle Confessioni, e successivamente c'è quello splendido luogo appunto in cui si racconta che sente il canto di un bambino, perché è anche uno scrittore raffinatissimo,
Io potrei leggervelo, però mi pare che devo suscitare la curiosità nei giovani. Andate a leggerlo, perché è veramente una descrizione meravigliosa. Sente un bambino che canta qualcosa tipo leggi, eccetera, e arriva all'incontro con un testo che è un luogo di San Paolo, e questo è lo scatto per cui alla madre Monica, che era una fervente cristiana e che era sempre con suo figlio, ecco, riferisce che ha ricevuto l'illuminazione dovuta e ha concluso questo percorso di formazione. Non so se vale la pena, ma se no lo lasciamo, tanto abbiamo detto che è la parte finale del quinto libro. Detto questo, qual era la formazione? La domanda che hai posto era: a che cosa serve studiare e la formazione dell'intellettuale? Quindi ci riporta con il tema della formazione nell'età di Agostino, ma vedrete che tutto sommato il discorso può essere usato, come suggeriva Roberto, come concetto dell'intero ciclo, può essere usato anche oggi, mutatis, direi paucis mutandis, ci sono poche cose da modificare. Certo, l'insegnamento antico, noi sappiamo, prevedeva intanto il primo incontro con, la poesia e la retorica, cioè si lavorava molto su quella che noi oggi diremo la parola, il logos, la disciplina del logos. Cosa significa questo? Significa che si proiettava anche un valore, attenti perché questo è importante che lo capiamo, un valore etico, tra virgolette, nella formazione della retorica, nel senso migliore del termine. In che senso? Che se uno disciplina l'arte della parola e dello scrivere, automaticamente opera una forte disciplina del suo modo di ragionare e di pensare. In questo c'è un'alternativa vera e propria di una serie di scuole di retorica in rapporto alle scuole di filosofia. Chi ha studiato filosofia sa che Platone, nel cuore del IV secolo, quando crea l'Accademia, crea naturalmente che cosa? Crea il cuore fondante, il centro pulsante della ricerca filosofica. E sulla scorta di Platone poi ovviamente nascono tutte quelle altre scuole che comunque chiamiamo post-socratiche, eccetera, eccetera. Ma il suo concorrente, il suo competitore, il suo rivale era Isocrate, che aveva creato invece una scuola di retorica. Che cosa dava Isocrate attraverso il suo insegnamento? Non solo l'arte di saper parlare e quindi di sapersi muovere in un contesto che noi potremmo dire civile, politico e quant'altro, ma usava questa tecnica retorica come una disciplina interiore, cioè da questo esce per forza un uomo diverso, un uomo che è in grado di ragionare in un determinato modo, quindi plasma in qualche misura la sua forma mentale, e questo si traduce poi nel comportamento che tiene. Ecco perché dicevo etico, perché etico è un aggettivo che dobbiamo usare nel senso etimologico, cioè che riguarda i comportamenti, cioè gli ete, no? Che uno mette in azione. Ebbene, io intendo proporvi la lettura di un passo di Platone, che poi ci servirà per vedere il senso in cui Agostino tocca poi l'aspetto della retorica e quindi della formazione. È un passo dal Gorgia. Che è Gorgia? Tutti più o meno lo sappiamo, no? È questo straordinario genio siculo che crea la retorica come tecnica. Ed è importante che ragioniamo su un passo che riguarda la poesia, vedrete poi lo sentiremo parlare, ma in realtà riguarda anche la retorica, perché comunque riguarda l'uso della parola nella comunicazione.
mi chiedeva Roberto di toccare il tema della comunicazione, eccolo qua, e riguarda un giudizio che lui dà sulla tragedia, la tragedia greca che noi conosciamo. Quando dà questo giudizio siamo nel pieno della grande stagione della tragedia e dice: la tragedia è un inganno in cui chi inganna è più giusto di chi si lascia ingannare, è più giusto, ripeto, la tragedia è un inganno in cui chi inganna è più giusto di chi non inganna e chi si lascia ingannare è più saggio di chi non si lascia ingannare. Provate a sentire la complessità del ragionamento. Allora, la tragedia è un inganno, è una apate, questo termine lo teniamo in greco che poi ci serve per capire, è un inganno. Perché è un inganno? Perché è una cosa finta, è una cosa che non ha nessuna aderenza con la realtà, è tutto finto, compreso il fatto che chi recita non è esattamente la persona che dice di essere. La storia che racconta non è necessariamente una storia diciamo attendibilmente vera, è una elaborazione di un mito o di quant'altro. Allora, chi inganna è più giusto di chi non inganna, certo, perché se non riesce a ingannare viene meno quello che è il compito che il tragediografo si è assunto. Se fosse palese che la cosa è finta, automaticamente cade lo spettacolo, cade la tragedia stessa. E adesso la vediamo dalla parte del pubblico. E chi si lascia ingannare è più saggio di chi non si lascia ingannare. Cioè, dice Gorgia che il pubblico che assiste alla rappresentazione tragica sa che in realtà è tutto finto, però si immedesima all'interno della finzione che vede ed è disposto a ricevere tutte quelle sollecitazioni di carattere, chiamiamolo così, emozionale, di sensibilità, di coinvolgimento, che poi si traducono in una riflessione che viene fatta dallo spettatore che si è lasciato ingannare sul senso di quello che ha visto. E per esempio, come tutti sapete, se lo dicessimo in termini aristotelici, si lascerebbe purificare dal fatto di essersi immedesimato nelle vicende e nei pate che ha visto, in cui ha visto coinvolti i personaggi della tragedia. In questo senso voi capite qual è la forza tremenda che ha la parola. Quando lo paragonassimo a quello che diceva a proposito della parola poetica, ma poi vedremo che vale esattamente anche per la parola del retore, quando pensiamo a Esiodo che incontra, vi ricordate dall'inizio della teogonia, incontra mentre lui è pastore le muse, e le muse alle falde del monte Licona gli dicono 2 versi, il primo dei quali è: molte menzogne sappiamo dire simili al vero. Nel secondo verso gli dicono: e dire anche quando vogliamo parole di verità. Quindi è interessantissimo, no, se ci pensate. Molte menzogne sappiamo dire simili al vero, quindi non sappiamo ingannare. È la parte di cui poi abbiamo avuto in questo senso la testimonianza di Gorgia. Allora, ritorniamo al Gorgia, poi andiamo a Sant'Agostino. E c'è questo incontro, naturalmente, tra Socrate e Gorgia. Voi sapete come funziona, no? Socrate pone le domande sempre come se fosse così lì un po' per caso, sollecita delle risposte, poi confuta con sempre leggerezza parti di queste risposte, finché porta l'interlocutore a dire cose alle quali l'interlocutore in precedenza non aveva pensato. Allora dice Socrate: poiché tu sostieni di conoscere l'arte retorica e di sapere formare altri alla retorica, quindi di insegnarla, di dare una formazione retorica, qual è l'oggetto proprio della retorica? Cioè, dimmi in che cosa consiste la retorica, questa è la domanda.
E la spiegazione che viene data è del tipo, non so, se io dicessi che cosa consiste l'arte tessile, dovrei dire consiste nell'elaborare, non so, creare stoffe, creare abiti. In che cosa consiste la retorica? E qual è l'oggetto di cui è scienza la retorica? Cioè di che cosa si occupa? E via via nel ragionamento, naturalmente la prima cosa che risponde Gorgia è la retorica si occupa di insegnare a fare discorsi. Cioè, come noi diremo, è l'arte del dire. Allora Socrate comincia a fare il rompiscatole e dice, vabbè, allora chiunque parla di qualcosa è un retore? E via via arriva il discorso tecnico, non so, se un medico vede un malato gli dice che cosa ha, che cos'è un retore, e via, finché il discorso diventa, per sintesi e per brevità, però è molto interessante se lo volete seguire poi, tanto su internet c'è tutto, siamo al 449 A, 457 D, quindi insomma una serie di capitoletti, ma la cosa più interessante è proprio la conclusione. Dunque, allora, la conclusione qual è? Che Gorgia dice, il retore è in grado di parlare di tutto, è in grado di parlare di medicina meglio del medico, è in grado di parlare di architettura meglio dell'architetto, perché l'architetto sa, ma lui sa comunicare. Il medico individua la malattia, ma il retore è capace di dare al malato la comunicazione suadente che lo porti, per esempio, a curarsi, mentre magari il malato rifiuta la cura del medico. Quindi in questo il retore è più forte del tecnico, perché la comunicazione è più forte dell'arte stessa di cui ci occupiamo. Il retore, dice in questo passaggio, è in grado di parlare contro tutti su tutto, sì da persuadere in breve la massa su tutto quello che lui vuole. È chiaro che il contesto è quello che studiando avete conosciuto come la prima sofistica, e cioè l'arte di suscitare attraverso la parola il consenso nei vari ambiti e in particolare nell'ambito naturalmente politico. Quando in una realtà come quella ateniese o comunque come quella delle città greche, il consenso che si deve avere annualmente passa attraverso le elezioni e quindi uno deve essere in grado di, come dire, ammagliare i suoi interlocutori sì da averne il consenso. Ma il tema diventa che allora se uno, attenti, divenuto abile retore, usa tale sua potenza e tale sua arte per fare il male, non per questo dobbiamo odiare il maestro ed espellerlo dalla città. Che cosa è successo in questo passaggio? Che il passaggio si ricollega naturalmente a discorsi precedenti che qui vi ho saltato, cioè il tema era, ma allora deve parlare di ciò che è bene o può parlare di qualunque cosa? Deve trattare di ciò che è giusto o può trattare anche di ciò che è ingiusto? E il ragionamento porta, come vedete, Gorgia a dire, vabbè, insomma, il retore è il retore, no? Quindi, in quello che dice, ecco il tema che non c'entra molto, ma insomma lo riprenderemo dopo dell'incontro con Ambrogio, quando non c'entra, intendiamoci, ma quando Agostino dice ero talmente affascinato che non stavo più attento al contenuto, vedi, il retore con la sua abilità ti può far apparire anche un discorso negativo, anche un discorso eticamente riprovevole, un discorso disonesto, ti può far apparire quello che noi chiamiamo semplicemente il male, te lo può far apparire come bene. E in ogni caso questo non va minimamente a intaccare la qualità del retore. Conclusione: il maestro ha trasmesso la propria arte per una giusta causa, l'altro ne fa invece l'opposto uso. Dunque è giusto odiare, esiliare, uccidere chi dell'arte faccia uso scorretto, non chi se ne sia fatto maestro. Che è interessantissimo se ci pensate. Facciamo un salto da questo testo dell'inizio del IV secolo
e andiamo a vedere che cosa dice Agostino a proposito dell'arte retorica. E lo dice non nelle Confessioni, lo dice all'interno di un'opera di grande significato e grande valore. Lo dico per i ragazzi, Agostino è in assoluto lo scrittore più prolifico che sia mai esistito sulla faccia della terra. Se andate su internet e digitate Augustini opera omnia, lì trovate tutti i testi latini scritti in latino, quindi originali, di Agostino. Sono centinaia di libri, centinaia. Quindi diciamo che non vi posso fare una proporzione, ma lo scrittore greco di cui possediamo più opere quantitativamente è Plutarco. Agostino è, credo, 3 volte Plutarco. Quindi, quando abbia potuto scrivere tutte queste opere e con, diciamo, quella straordinaria qualità che contraddistingue la sua scrittura, questo lo lasciamo al fatto che per fortuna è vissuto abbastanza, ma sai, anche vivendo abbastanza non è come oggi che si dispone di ben altri, insomma comunque è così, ha scritto tantissimo. Una di queste opere importantissime, 4 libri, è il De Doctrina Cristiana. Nel De Doctrina Cristiana, quindi come dice la parola, la dottrina cristiana. I primi 3 libri sono relativi al senso dogmatico del pensiero della fondazione del cristianesimo. Il 4º libro è dedicato invece al modo in cui si possa o si debba comunicare quello che è il senso della dottrina cristiana. Le sue parole. 2 sono le cose su cui si basa ogni trattato sulle scritture, e questo è proprio l'inizio del 4º libro del De Doctrina Cristiana. Il modo di trovare le cose che occorre comprendere, il modo di trovare le cose che occorre comprendere, contenuto, e il modo di esporre ciò che si è compreso. Ecco, noi diremmo lo stile, ma quando diciamo retorica intendiamo non solo l'arte del parlare in pubblico, ma intendiamo anche l'arte dello scrivere. È un'arte del dire che è anche un'arte dello scrivere, cioè del comunicare per iscritto. E così lui dice, abbiamo parlato del modus inveniendi qua intelligenda sunt, nei primi 3 libri, abbiamo parlato del modo di trovare quello che si deve comprendere, ora dobbiamo parlare del modus proferendi que intellecta sunt, del modo di comunicare, di dire quello che si è capito. E la prima definizione quindi che dà è questa, così sentite il perché vi ho letto il passo prima di Goccio. Con l'arte retorica si può persuadere tanto il vero quanto il falso. Per artem retoricam et vera, lo traslittero perché il testo è col cum e il congiuntivo, vabbè, lo leggiamo col cum e il congiuntivo. Cum per artem retoricam et vera suadeantur et falsa. Quindi l'arte retorica può comunicare il vero o il falso, quello che abbiamo detto prima, cioè, vi ricordate, citavo già le muse in Esiodo, molte menzogne sappiamo dire simili al vero. Certo, noi ti raccontiamo delle cose false, ma te le diciamo talmente belle, talmente suadenti, talmente rivestite di tutta la malia dell'arte, eccetera, che tu sei indotto ad esserne affascinato e quindi a assimilarle come vere. È un fatto, dice Agostino, che con la retorica si può persuadere tanto il vero quanto il falso. E allora chi oserebbe dire che la verità debba trovarsi inerme in chi la difende contro la menzogna? Cioè qui diventa il tema, che il cristiano deve essere retore perché deve contrastare coloro che per la loro abilità possono indurre l'assemblea degli ascoltatori a ritenere vero quello che in realtà è falso. Quindi Agostino parte da una premessa evidente:
io, appartenendo al cristianesimo e alla rivelazione, so che comunico il vero e devo comunicarlo in modo suadente per vincere coloro che invece potrebbero usare lo stesso strumento per comunicare il falso. Arriva in questo a dire alcuni precetti che varrebbero benissimo intanto per me che sto parlando a voi e per tutti coloro che in qualche misura insegnano, cioè bisogna evitare che l'ascolto sia noioso. Certo, immaginati uno che si metta a commentare le Sacre Scritture o a fare una predica e sia noioso. Chi lo ascolta si distrae, non lo segue più. Bisogna evitare che la comprensione, cioè quello che io comunico, sia chiara. La comprensione di quello che si comunica deve essere chiara, non può essere né ambigua, né, diciamo così, troppo artefatta, né incomprensibile per qualche motivo. E bisogna soprattutto evitare che nelle parole che si dicono non ci sia credibilità. Deve essere credibile quello che il predicatore o il comunicatore o lo scrittore fa. Il latino. Ut audire tedeat, famoso tedet, piget, eccetera. Intelligere non pateat, non sia chiaro l'intelligenza del testo, quindi la comprensione. Credere postremo non libeat. Che non sia dato la possibilità di credere, cioè di fidarsi, di affidarsi a quello, cioè la credibilità. Quindi deve esserci un ascolto che non annoi, per questo dicevo che riguarda tutti coloro che parlano, un senso finale di credibilità e soprattutto una chiarezza sul piano della comprensione. Il che vuol dire che addirittura il discorso viene tarato, lo dice Agostino, lo vedremo tra un momento, viene tarato sul tipo di pubblico che hai davanti. Vi faccio una confidenza tra parentesi. Io nella vita, anche per l'età che ho fatto molte conferenze, non ho mai scritto, perché non so mai chi ho di fronte. Allora, se guardo il pubblico che ho di fronte, vedo persone colte, persone, diciamo, che si interessano, ragazzi, eccetera. Quindi, se io fossi qua a leggere, certamente qualcuno sarebbe, come dire, annoiato, perché se avessi scritto una cosa molto sofisticata, i ragazzi non la seguono più, non sono interessati. Bisogna trovare una via di comunicazione, quando il pubblico è naturalmente composto da persone diverse. Cosa dice Agostino? Esattamente questa cosa. Tant'è che dice, se hai davanti a te un pubblico, per esempio, di persone semplici, siccome è più importante che arrivi la comprensione di quello che dici, rispetto addirittura all'uso corretto della lingua, fa questo esempio, dice, se io devo dire il plurale di ossum, meglio che dica, di os, scusate, cioè annullate. Se io devo dire il singolare di ossa, le ossa, singolare, in latino è os, ma os vuol dire anche bocca, os oris. Allora, per evitare che uno capisca bocca invece che osso, sono autorizzato a dire ossum. Ossum non esiste come testo latino. Lui dice, dov'è il problema? Non c'è. Vediamo se lo trovo il passo perché è carino. Eccolo qua, guarda. È nel capitolo 10. Peraltro nei buoni maestri è, o ci deve essere, tanta cura che se una parola non può essere latina senza essere nello stesso tempo oscura o ambigua, mentre se la cosa viene detta in termini popolari si evita e l'ambiguità e l'oscurità, non si deve parlare con il linguaggio dei dotti, ma piuttosto come sogliono parlare le persone meno istruite. Perciò un oratore sacro, cioè un oratore che si occupa di commentare le Sacre Scritture, non deve aver paura di dire, parlando degli incontri, ossum invece di os, per impedire che questa sillaba venga presa come derivante non da quel nominativo il cui plurale è ossa,
ma da quell'altro da cui deriva il plurale ora. Dato, dice, che gli orecchi degli africani non sono in grado di percepire la brevità o la lunghezza delle sillabe. Certo, è come se quando noi diciamo pesca e pesca, no? Allora, uno colto sa che pesca è il frutto e pesca è la pesca, ma un africano non ha la sensibilità di capire os o os, no? Os o os. Quindi diciamo ossum e facciamo prima. Ecco, cosa che, come vedete, un passo di grande interesse. Allora, qual è lo scopo? Lo scopo è evidente, lo scopo è quello di trasmettere nell'uditorio, di trasmettere il senso dell'adesione a quelli che sono i messaggi e i contenuti che si vogliono comunicare. Per cui, per esempio, c'è il rapporto tra l'eloquenza e la sapienza. Certo, siccome quello che conta è la sapienza, cioè il messaggio che tu dai, la sapienza è al tempo stesso la conoscenza e la saggezza. Sapientia in latino tiene, come anche in italiano peraltro, il sapiente, no? È uno che sa tante robe e non è necessariamente saggio, però può essere anche usato in contesti per indicare che è saggio, no? Allora, all'opera di cui ci stiamo occupando deve accedere colui che è in grado di trattare o dire la cosa con sapienza, anche se non può farlo con eloquenza, di modo che rechi giovamento agli uditori, sebbene si tratti di un giovamento minore di quello che avrebbe conseguito se avesse saputo parlare anche con eloquenza. Sentiamo cosa dice. Rileggendolo ve lo spiego con il commento più da vicino. Siccome è fondamentale che arrivi il messaggio giusto, se uno è eloquente in massimo grado, no? Ma non riesce a far arrivare il messaggio giusto, è meglio che sia meno eloquente purché arrivi il messaggio giusto. Perché il messaggio arriva nel momento in cui tu ti poni di fronte all'interlocutore con, diciamo, un vestito preparato, cucito e fatto su misura di quello che ti ascolta. Questo mi aveva fatto venire in mente di portarvi un passo di uno scritto di Plutarco, che riguarda proprio la formazione dell'uomo politico. È un testo che appartiene a un'età che più o meno datiamo 99-100 d.C. Quindi è vero che siamo 2 secoli prima abbondanti di Agostino, ma non cambia niente neanche rispetto all'oggi. Si sta ponendo il tema del rapporto tra la moralità dell'uomo politico e la sua capacità di parlare. Pensa se non siamo nel pieno, Cesare, del nostro dibattito. Queste considerazioni, dice Plutarco, non devono indurci a far dipendere tutto dalla moralità e sottovalutare il fascino e l'efficacia della parola, pensando invece che l'arte oratoria non è l'artefice, ma la collaboratrice della persuasione. È necessario correggere quel verso di Menandro, grande commediografo del IV-III secolo a.C., questo verso di Menandro che dice: il carattere, non la parola, convince nella persona che parla. Cioè, come dire, uno può raccontarti quello che vuole, ma tu lo guardi, vedi da chi esce questa parola e dici questa non è credibile. Quindi è più importante che ci sia nella persona che parla una credibilità legata alla sua eticità che non l'abilità della parola, perché l'abilità della parola in rapporto a una eticità non riscontrata diventa non credibile. Ebbene, Plutarco, sentite, dice: è necessario correggere quel verso di Menandro, carattere e non parola convince in chi parla, perché valgono entrambi, carattere e parola, a meno che, come a governare la nave il pilota e non il timone, e a far voltare il cavallo e il cavaliere e non il morso, non si voglia dire che a persuadere la città è la virtù politica che usa a mo' di barra o di morso non la parola ma il carattere.
afferrando la città per il punto in cui un animale si lascia guidare più docilmente e dirigendola, per così dire, da poppa. Quindi non funziona così. Plutarco, nello svolgimento di questo lungo capitolo, dice 50 e 50. Per farsi largo nella vita politica, per persuadere i cittadini, bisogna essere persone per bene, profondamente per bene, non persone amorali, immorali, moralmente discutibili, qualunque riferimento è puramente voluto, ma bisogna essere persone che abbiano anche la capacità di comunicare ai loro cittadini quelli che sono i loro intenti, quelli che sono le loro aspirazioni, le loro intenzioni e quant'altro. Perché? Perché un uomo che abbia grandi qualità e grandi doti, se non sa parlare in modo efficace, perde metà del suo fascino. È chiaro come mi sono espresso bene? Ecco, anche qui qualunque riferimento a persone, non so, di nome romano è puramente casuale. Quindi il trasmettere è fondamentale dal punto di vista del saper comunicare quello che si ritiene. Quindi vedete che per Plutarco, come per Agostino, la formazione, quella che ricordava Roberto in partenza, la formazione è fondamentale nel saper comunicare. Ma il tema adesso per noi più interessante diventa anche il riprendere lo spunto e dire nella comunicazione, nella fabbricazione del consenso, nella manipolazione di una comunità attraverso i vari strumenti. Che importanza ha l'arte retorica? Guardate che l'arte retorica funziona, tanto per essere bassi, anche nel tema della pubblicità. Quindi ci sono persone che non solo pensano a che immagini mettere, ma si occupano del che messaggio trasmettere attraverso la parola, lo slogan. Quindi tutto questo, la pubblicità potremmo dire forse no, è la cosa più bassa, più ingenua. La propaganda e la manipolazione ovviamente sono la stortura, e io suggerirei anche a me stesso di pensare che è vero, la propaganda, scusate, mi correggo mentre dico, la propaganda è nata già nel mondo antico. Il primo grande propagandista è Augusto, non solo perché ha affidato alle famose res gestae di Augusti in latino per la parte occidentale dell'impero, in greco per la parte orientale, ma perché ha disseminato tutto l'impero delle sue statue. Quindi è il primo che lo fa, ovviamente essendo il primo poi imperatore, è il primo che lo fa in modo sistematico. Quindi in qualunque cittadina, anche la più sperduto paese, eccetera, eccetera, uno aveva la statua di Augusto, simbolo del potere, identificato, le monete, pensate, le monete battute con i nomi, insomma, tutto questo fa parte di quello che noi chiamiamo propaganda. Allora, in questo noi pensiamo oggi, e torno sopra, che la propaganda sia soprattutto fatta attraverso il messaggio visivo. Non so se sia vero che sia fatta soprattutto. Io tenderei a dire con Plutarco 50 e 50, nel senso che le immagini certamente costruite in un dato modo ti fanno veicolare una serie di riflessioni, ti inducono in un subconscio, eccetera, eccetera. Ma quello che si accompagna come parola a quel messaggio è frutto di quello che noi ancora oggi dovremmo chiamare l'arte del saper, attraverso la parola, manipolare in senso naturalmente positivo o suggerire in senso positivo o manipolare in senso negativo quella che è l'adesione e quella che è la reazione delle persone. Direi che mi potrei anche fermare qui in attesa del sentire poi che cosa
abbia suscitato, ma aggiungo un'ultima cosa perché è importante, ed è il capitolo 11 di questo quarto libro De Doctrina Cristiana, dove dice Agostino, e sentite che sembra il contrario di quello che ha detto nella testimonianza dell'incontro con Ambrogio, però ci arrivo per gradi. Anche nel De Doctrina Cristiana sostiene Agostino che non è tanto lo studio sistematico della retorica come figure, come grammatica, come linguaggio della retorica, quanto ascoltare i maestri, l'importanza dell'ascolto dei maestri. E questo deve essere fatto fin da bambini, perché è il bambino che assorbe più di ogni altra età dell'uomo, e il contatto con maestri che sappiano comunicare, affascinare con la loro parola è fondamentale per la formazione, la predisposizione del bambino all'ascolto. Ecco perché questa cosa la dice anche nell'incontro con Ambrogio. C'è proprio come dire, il feeling immediato che nasce nell'ascoltare un grande maestro, che era meno eloquente di Fausto, ma la capacità di comunicazione di Ambrogio affascina pur un grande come Agostino, che ha l'umiltà di tutti i grandi. Ma in questo capitolo 11 dice: l'eloquenza consiste precisamente in questo. Vi faccio arrivare al punto attraverso la lettura proprio del capitoletto. Far apparire chiaro ciò che prima era oscuro. Se tuttavia questo si fa in maniera sgradevole, il suo frutto è percepito solo da quei pochi che desiderano sapere le cose da apprendersi, anche se sono dette in modo scadente e disadorno. Quando si sono appropriati della verità, si nutrono del gusto di lei. Perché la nota caratteristica dei buoni ingegni sta in questo, ecco il punto: nelle parole amare la verità, non le parole. E mi pare che questo sia la sintesi di quello che desideravo comunicarvi. Nelle parole amare la verità, non le parole, cioè amare il contenuto, non il modo in cui il contenuto viene rivelato. E subito dice: a che serve una chiave d'oro se non è in grado di aprire ciò che noi vorremmo aprire? O che male c'è se una chiave è di legno ma riesce ad aprire? In effetti noi non ci preoccupiamo d'altro che di aprire ciò che è chiuso, ma poiché hanno fra loro una certa somiglianza quelli che mangiano e quelli che apprendono, ecco il tema del convivio, quelli che mangiano e quelli che apprendono, quindi il convivio come il banchetto delle parole. Ecco che per evitare il disgusto dei più si debbono condire anche quegli alimenti senza i quali non si può vivere. Si devono condire anche quegli alimenti delle parole, senza i quali non si può vivere. Ci vuole un condimento, ma sempre pensando che il condimento non è importante più della sostanza, come se dicesse più della pietanza. E così poi nel proseguo del quarto libro l'idea che ci sia da parte dell'oratore la capacità di istruire, di sedurre il suo interlocutorio, cioè di piacere all'interlocutorio, in vista della persuasione, cioè di portarlo sulla strada della comunicazione di ciò che... E poi si va a fare tutta una serie di considerazioni, di esami proprio di testi di Ambrogio e in particolare di San Paolo, perché San Paolo era considerato il più grande dei retori, lo scrittore più affascinante, colui che più di ogni altro sapeva attraverso l'uso della parola persuadere coloro che lo ascoltavano. Tant'è che il nostro Alberto da Padova, quello che secondo le mie ricerche è il teologo che ha suggerito Giotto, veniva chiamato in vita il novello San Paolo proprio per la sua grande capacità oratoria e di predicatore, che era una caratteristica tipica degli agostiniani, perché la formazione degli agostiniani è questa,
è questa che nasce naturalmente dai modelli che il grande Agostino ha trasmesso a tutto il cristianesimo. L'importanza di Agostino per il cristianesimo è tale che dovremmo dire che senza Agostino il cristianesimo sarebbe un'altra cosa. Non sappiamo cosa sarebbe, ma certamente un'altra cosa, non questa che è per fortuna oggi, ma sarebbe un'altra cosa, proprio perché è colui che tra le mille altre cose innerva all'interno del cristianesimo le riflessioni che hanno fatto sì che lui sia l'autore per eccellenza. Non a caso, per esempio, mi capitava di osservare anni fa che nell'Enciclopedia russa delle scienze avevano eliminato Agostino per evitare che qualcuno per incidente sapesse che era esistito e magari avesse la curiosità di andarlo a leggere. Quindi si potevano lasciare altri che non avevano grande rilievo, ma Agostino bisognava escluderlo perché è troppo pericoloso. Spero di non avervi annoiato, di avervi trasmesso quello che è l'importanza degli spunti e quindi la pericolosità che ha la parola e al tempo stesso l'importanza fondamentale nel porci di fronte a qualcuno che ci comunica, a un messaggio che ci arriva, a qualunque altra cosa, la capacità di sapersi porre di fronte a questo in modo critico, andando cioè a vedere la credibilità della persona, vedere se quello che dice è esattamente il suo vestito. E per imparare questo bisogna, lo dico per i ragazzi, bisogna fare un allenamento seguito dalle persone che vi possono aiutare in questo, ma un allenamento perfetto sarebbe proprio quello di leggersi e meditare da una parte le confessioni, ma dall'altro lato vi consiglio seriamente e vivamente questo quarto libro del De Doctrina Cristiana. Grazie dell'ascolto. I podcast del Barbarigo. Agostino e le buone domande del vivere. Collegio Vescovile Barbarigo, Padova. www.barbarigo.edu. Sigla eseguita dall'Ensemble d'Arpe Floriana.